Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Papà sta picchiando la mamma. A Catania un 14enne lancia l'allarme per strada. Gli agenti della Volanti della Questura. Arrestato il marito violento. Il femminicidio di Sara Campanella, le tracce di sangue sul coltello trovato non sono compatibili con la vittima. Per il suo assassino sarà chiesta la perizia psichiatrica. Bimbo di 6 anni finisce in ospedale dopo aver ingerito una polverina bianca. I genitori raccontano era nel regalo dell'uovo di Pasqua. Lieto fine per la brutta storia del furto all'interno di Casa 21 a Catania da Novelli, Arsenio, Lupin. Ignoti hanno riconsegnato il maltolto ai giovani portatori della sindrome di Down. Senza stipendio da 6 mesi, stanchi di ricevere solo promesse, era quello di cui ci dovevamo appunto occupare e ci occuperemo. Protestano i lavoratori dell'Opera Diocesana. E adesso al meteo, alcuni giorni di vento e tempo incerto, ma a Pasqua il meteo sarà clemente, possibile solo qualche piovasco nell'area tirrenica a Pasquetta. Taglio del nastro oggi sull'autostrada Palermo-Catania, ma subito lo sguardo ai play-off. Il Catania gode di un turno di riposo in attesa della definizione della classifica a 90 minuti dalla fine della regular season. Toscano intanto lavora su diverse ipotesi tattiche in chiave play-off. Siamo al primo servizio di oggi e ci occupiamo di una storia che ha visto protagonista un 14enne. Papà sta picchiando la mamma. Ha lanciato l'allarme perché vedeva l'ennesima scena, questo ragazzo che ha destato l'attenzione per strada degli agenti della Volanti della Questura, che hanno arrestato l'uomo. Da anni appunto c'erano in casa momenti di terrore con continue aggressioni per la moglie e per la figlia. Giusy Lazzara. Papà sta picchiando la mamma. A Catania al grido d'allarme di un ragazzo di 14 anni che in strada ha fermato la pattuglia delle Volanti della Questura, raccontando in lacrime quello che stava avvenendo a casa. I poliziotti entrati nell'abitazione hanno trovato il padre, un tunisino di 62 anni, che aggrediva la moglie davanti alla figlia più grande che lo supplicava di fermarsi. A dare l'allarme era stata proprio lei, la 18enne, che aveva chiesto l'intervento dei poliziotti per aver subito violenze dal padre tornato a casa ubriaco. Aveva strattonato la figlia con schiaffi e pugni senza alcun motivo. L'uomo poi si era scagliato anche contro la moglie che cercava di difendere la ragazza. Il tunisino li aveva minacciati di altre violenze se avessero collaborato con la polizia. Ma i familiari non si erano fatti intimidire. Agli agenti hanno raccontato che ormai da diversi anni il padre ubriaco li aggrediva di continuo. La madre e la figlia sono state medicate in ospedale. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. E adesso una notizia, la squadra mobile della Questura di Agrigento ha arrestato un cittadino bengalese accusato di violenza sessuale aggravata. L'uomo, secondo l'accusa, era riuscito a conquistare la fiducia dei minorenni connazionali giunti in Italia senza nessun familiare e conducendoli in luoghi appartati o nella sua abitazione ha abusato di 6 ragazzini. La minaccia che ha terrorizzato i minorenni era sempre la stessa: se riferisci di questi rapporti verrai rimandato in patria. L'avvocato di Stefano Argentino, e siamo al femminicidio di Sara Campanella, ma l'avvocato, dicevamo, è pronto a chiedere una perizia psichiatrica per il giovane che ha ucciso la ragazza. Intanto resta il giallo sull'arma del femminicidio. Sono arrivati i primi esiti degli esami dei RIS sul coltello trovato nei pressi del luogo del delitto e non sembra ci sia la possibilità che coincidano con la vittima. Francesco Triolo. Le tracce di sangue sul coltello non sono compatibili con la vittima. Sono queste le prime risultanze delle analisi di laboratorio eseguite dal reparto del RIS di Messina sul coltellino svizzero trovato a 150 metri dal luogo dell'omicidio di Sara Campanella. Si cerca quindi ancora l'arma che ha utilizzato Stefano Argentino per uccidere la studentessa di Miss Mary la sera del 31 marzo. Su questo punto il ragazzo non ha risposto durante gli interrogatori con i magistrati che seguono le indagini, un aspetto che lascia aperti alcuni
quesiti: dove e quando lo ha preso e dove e come se ne è liberato, che complicità ha avuto, che fine ha fatto quell'arma, Stefano se ne è liberato da solo, lo ha nascosto o qualcuno l'ha fatto per lui. Ancora al vaglio del RIS invece alcuni vestiti sequestrati allo stesso Stefano Argentino che presentano tracce di sangue, ma le analisi ancora non sono definitive. Intanto nel carcere di Gazzi il giovane ha incontrato il suo avvocato Giuseppe Cultrera, che ha anticipato la richiesta di una perizia psichiatrica su Argentino, una mossa che non ha sorpreso l'avvocata Cettina Latorre che tutela la famiglia di Sara. È una mossa che ci aspettavamo, una strategia difensiva tipica nei casi di femminicidio, quella a cui ricorrono tutti gli assassini, soprattutto quando hanno confessato nel tentativo di ottenere uno sconto di pena. Ha detto: le perizie psichiatriche in questi casi sembra costituiscano la panacea di tutti i mali, ha commentato la legale che assiste i familiari di Sara Campanella. Un alunno di Aci Catena nel Catanese ha ingerito una polverina trovata nella sorpresa dell'uovo di Pasqua, così come hanno riferito i genitori. Il bambino si è sentito male e abbiamo raccolto l'appello di una rappresentante di istituto che dice: fate attenzione. L'ospedale di Acireale avvia una segnalazione all'ASP di Catania. Tonino De Mana. È fuori pericolo, ha solo la trachea infiammata per essere entrato in contatto con materiale tossico. Protagonista un bambino di 6 anni di Aci Catena, iscritto alla scuola primaria Guglielmino presso Madre Teresa di Calcutta di via Majorana, trasportato d'urgenza all'ospedale di Acireale. Secondo il racconto dei genitori, il piccolo avrebbe ingerito una polverina bianca contenuta all'interno di un uovo di Pasqua regalato dalle insegnanti. A raccontare la storia è Valentina Mangiafico, rappresentante dell'istituto scolastico Scandura. All'interno di queste uova c'era una sorpresa un po' subdola, perché si trattava di una polverina, tra l'altro l'involucro a tema natalizio, quindi da qui abbiamo dedotto che probabilmente non si trattava di una caramella granulosa così come il bambino ha erroneamente pensato che fosse, ma probabilmente della neve istantanea oppure una polverina magari per fare dello slime. Quindi il bambino effettivamente ha ingerito una sostanza chimica. È partito tutto dal voler divulgare questa notizia, in quanto io presidente del consiglio di istituto, per attenzionare soprattutto i bimbi più piccoli che, come il bimbo in questione, avrebbero potuto, fraintendere la sorpresa ed ingerirla. Dall'ospedale di Acireale avvertono che sono in corso indagini con la segnalazione al SIAN dell'ASP di Catania per stabilire cosa abbia provocato esattamente la reazione al piccolo. In un video che è diventato virale sui social si mostra l'ennesima corsa clandestina di cavalli sulle strade etnee. In sottofondo anche colpi di pistola. Luca Ciliberti. Scene da Far West. Cavalli lanciati al galoppo in strada, colpi di pistola e uno stuolo di motorini che urlano per incitare i fantini protagonisti della folle corsa clandestina. Tutto immortalato dai cellulari con un video che è diventato virale in pochissime ore, postato sul social preferito da criminali e malviventi. Il filmato è adesso al vaglio degli investigatori che attraverso i dettagli cercano di risalire ai protagonisti. La strada teatro dell'evento sembra essere la provinciale 69 che da Passo Martino conduce a Lentini. Si vede anche qualche targa e qualche volto scoperto che certamente sarà utile all'indagine. Ovviamente dietro ogni corsa clandestina c'è un giro di scommesse. Le forze dell'ordine provano con tutti i mezzi a contrastare questi fenomeni criminali. Durante i controlli nel territorio trovano spesso stalle abusive, farmaci dopanti e animali maltrattati. L'ultima operazione dell'escursione condotta dai carabinieri di Randazzo è riuscita a interrompere lo svolgimento di una corsa sulla provinciale per Castiglione di Sicilia. Sul posto 2 calessi trainati da cavalli che percorrevano la strada ad altissima velocità, ciascuno con a bordo un fantino e accompagnati da auto e motocicli per scorta e supporto. 3 persone alla fine sono state denunciate. Vi avevamo raccontato la brutta storia del furto all'interno di Casa 21, un luogo dedicato ai giovani portatori della sindrome di Down. Eppure pare esistano una serie di Arsenio Lupin in un bigliettino, ovviamente ignoti, hanno restituito tutta la refurtiva. Sentiamo. Siamo ladri, ma non sapevamo che era Associazione Ragazzi Down. Ci scusiamo. Buona Pasqua, firmato Arsenio Lupin. Ve lo facciamo vedere.
Non è uno scherzo né un cartone animato, ma la favola al lieto fine del furto a Casa 21, che si occupa di inclusione sociale e sostegno alle famiglie con figli con sindrome di Down. Dopo l'ondata di indignazione per avere sottratto elettrodomestici e colombe realizzate proprio dai ragazzi, è arrivata anche la sorpresa. Tra lo stupore dei presenti, una grossa busta è stata lasciata davanti al portone, all'interno gran parte della refurtiva. La seconda possibilità si dà a tutti e per quanto ovviamente il gesto è sicuramente sempre biasimabile, assolutamente, però in questo tentativo di tornare indietro e di ripensare a quello che è stato fatto vuol dire che un po' di speranza c'è, quindi è una buona Pasqua, sicuramente ancora più buona. Ne prende atto il presidente del secondo municipio, uno dei primi a ricevere la bella notizia. Commovente per quello che è successo nel giro di 24 ore. Ieri li ha definiti esseri indegni, oggi? Oggi vi dico che se avete difficoltà non andate a rubare, rivolgetevi alle associazioni, alle istituzioni, ci sono altri modi di portare il pane a casa. Nel frattempo si era attivata una straordinaria gara di solidarietà che ha portato colombe, uova di cioccolato ed elettrodomestici. Abbiamo aderito anche noi, ci sembrava giusto fare questa donazione. Chi ha fatto donazioni e c'è anche chi ha regalato l'impianto di videosorveglianza. Grazie a tutti i catanesi, siciliani, ma anche grazie a tutta Italia, perché stanno arrivando donazioni da parte di tutta Italia e quindi buona Pasqua a tutti. E adesso una storia non edificante per dei lavoratori che da 6 mesi non ricevono lo stipendio. Parliamo dei lavoratori catanesi dell'ODA, l'Opera Diocesana di Assistenza. Oggi un sit-in di protesta, il servizio. Stanchi di promesse e di lavorare senza percepire stipendio, l'immagine di una persona che sopporta il peso della croce sullo sfondo dell'elefante di Piazza Duomo a Catania rappresenta la passione dei lavoratori ODA, Opera Diocesana, in attesa di 6 mensilità da novembre scorso. Non sono servite le rassicurazioni dell'arcivescovo Monsignor Luigi Renna a fermare la protesta. In attesa delle 4 mensilità promesse per fine aprile, i lavoratori lamentano anche il mancato anticipo di metà mese, mentre gli animi non si sono risollevati dopo l'incontro in prefettura seguito al sit-in di Via Etnea. Le rassicurazioni sono arrivate più volte nel corso del tempo di questi mesi, però di fatto non arriva nulla. Noi siamo ad aspettare per poter vivere. Noi abbiamo bisogno di certezze, non abbiamo bisogno di questi solo 4 stipendi. Noi proiettiamo sul futuro, anche perché le banche ormai ci affliggono. Va detto che la Fondazione ODA non è di proprietà dell'Arcidiocesi, ma si tratta di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto su cui l'Arcivescovo di Catania esercita un potere canonico di vigilanza. Andiamo al meteo, come sarà il tempo durante le festività pasquali. Secondo le previsioni degli esperti, già da domani è previsto un miglioramento. Per la giornata di domenica il clima sarà mite e le temperature in salita con qualche incertezza durante la Pasquetta. Il servizio di Desire Ferlito. La primavera in Sicilia quest'anno sembra essere caratterizzata da instabilità, sole, caldo, nuvole, acquazzoni e vento e poi di nuovo sole e poi di nuovo pioggia. Particolarmente intenso negli ultimi giorni a causa di un vortice ciclonico sul Mediterraneo e il vento, che fastidioso come non mai ha caratterizzato le nostre giornate e dato fastidio agli amanti del capello perfetto. Ma la domanda è una, se lo chiede soprattutto chi ha programmato una gita fuori porta nel lungo ponte pasquale. Come sarà il meteo? Gli esperti dicono ancora altalenante, ma la perturbazione nordafricana che ha portato temporali negli scorsi giorni tenderà ad allontanarsi e a partire da domani fino al giorno di Pasqua il tempo migliorerà. Seppur con qualche nuvola il clima sarà certamente più mite, con temperature che raggiungeranno i 20-21 gradi un po' su tutta l'isola. Il termometro scenderà però nelle ore serali, con un'ampia escursione termica tipica della primavera. Per poi peggiorare, come ogni meteo che si rispetti, nel giorno di Pasquetta, nella parte settentrionale dell'isola, dove dalle ultime proiezioni dei meteorologi una perturbazione atlantica si avvicinerà con possibili piogge e acquazzoni. Il consiglio è di dotarsi, oltre a tutto il necessario per una bella grigliata, di un ombrello, quantomeno per sicurezza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi ci occuperemo della sanità a Trapani, per la quale adesso rivendicano i sindacati la necessità che venga efficientata per tutti i cittadini. A tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, questa provincia merita un sistema sanitario efficiente in grado di rispondere alle reali esigenze delle persone. A chiederlo e a dirlo sono i sindacati di CGIL, CISL e UIL che si sono ritrovati questa mattina davanti all'ASP di Trapani per un sit-in dopo lo scandalo che ha investito l'azienda sanitaria, il servizio. Una sanità che garantisca pari diritti a tutti, è questo il senso del sit-in voluto stamane da CGIL, CISL e UIL a Trapani. Nel 2021 si è costituito insieme a CGIL, CISL, UIL e l'ASP di Trapani un tavolo per la salute. Abbiamo più volte richiesto la convocazione di questo tavolo e l'abbiamo fatto anche ultimamente alla luce dei fatti a tutti noti. Non abbiamo avuto risposta e abbiamo deciso di fare questo sit-in per far sedere a quel tavolo le persone. Noi siamo per tutelare le persone, quelle che ogni giorno ci vengono a trovare. La salute è un diritto fondamentale che deve essere preservato e che deve essere garantito a tutti, perché nessuno deve scegliere se nutrirsi o curarsi. Il sit-in arriva all'indomani della presa di posizione del dirigente ASP Danilo Palazzolo, al quale è stato affidato in via provvisoria il governo dell'azienda di Trapani dopo che la regione ha sospeso per 2 mesi il direttore generale Ferdinando Croce. A Palazzolo, che stamane ha incontrato i 3 segretari delle confederazioni sindacali, sono state evidenziate in un documento programmatico una serie di criticità sanitarie e sociosanitarie, dalle liste d'attesa alla mancanza di personale medico alle difficoltà di interlocuzione dei soggetti anziani e fragili. Poi la delegazione si è recata in prefettura. Palazzolo ieri aveva definito in una nota assedio la moltitudine di domande sullo stato della sanità trapanese, ritenendo ancora una volta la sanità pubblica un feudo da occupare. Continuano i lavori sulla autostrada, la A19, che collega Palermo e Catania, con la riapertura questa mattina però delle rampe dello svincolo di Enna. Al taglio del nastro il presidente Schifani e l'amministratore delegato di ANAS. Sentiamo Rita Cinardi. Tornano nuovamente percorribili tutte le rampe dello svincolo di Enna sulla A19 Palermo-Catania. Questa mattina al taglio del nastro, alla presenza del presidente della regione siciliana e commissario straordinario del governo per i lavori sulla A19 Renato Schifani e dell'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, che hanno riconsegnato al traffico veicolare l'intera infrastruttura oggetto di interventi di risanamento. Da oggi infatti sono fruibili le rampe della carreggiata in direzione Palermo, mentre quelle della strada in direzione Catania erano già state riaperte al traffico nel Ferragosto del 2024. Stiamo lavorando assieme ad ANAS perché il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria di questa grande arteria possano realizzarsi in tempi a termini. Le riorganizzazioni strutturali richiedono sacrifici da un lato, dall'altro lato non posso che ringraziare ANAS per l'impegno finanziario non indifferente che sta ponendo in essere. Gli investimenti ANAS in Sicilia ammontano a 11 miliardi e mezzo di euro, tra lavori in corso, di prossimo avvio e in programmazione. Sempre questa mattina è stato aperto al traffico il nuovo viadotto Salso lungo la statale Caltanissetta-Agrigento in direzione dell'autostrada A19, un'opera che renderà percorribile un ulteriore tratto di 2 km lungo l'itinerario Caltanissetta-Agrigento, che con i suoi 72 km complessivi consente di spostarsi tra i due centri in circa mezz'ora di auto. Intanto sulla A18 Catania-Messina la presenza di numerosi cantieri continua ad essere causa di lunghe code, soprattutto all'altezza di Acireale. E adesso cambiamo decisamente argomento, c'è agonismo, ci sono gol e grandi emozioni. Tutto questo in un torneo dedicato al calcio virtuale. Ci dice tutto Marco Gullà. Maglie ufficiali, adrenalina pre-match, gol, ammoniti, tiri in porta ed emozioni continue. Se non fosse che il capitano di ogni squadra abbia il joystick in mano, potremmo serenamente pensare che si tratta di calcio reale. Invece è calcio digitale. Videogiochi. Nella suggestiva cornice del Cinema Paradiso di Catania è andato in scena il torneo delle regioni e-sport, ovvero di FIFA 2025. E il Trapin vincente porta in vantaggio la Toscana! 16 regioni a sfidarsi con 11 giocatori per squadra collegati da tutta Italia. Uno sport tutto nuovo che mira all'inclusione e non conosce ostacoli. È un'emozione unica, poi rappresentare la propria regione in casa diciamo ha un sapore diverso.
ora stiamo facendo un buon percorso, speriamo di andare avanti e di non prenderci una delusione, ma di arrivare alla gloria. E voi vi starete chiedendo cosa ha fatto allora la Sicilia? Purtroppo non ha vinto, ma è arrivata terza. Un gioco di squadra autentico, dove ogni giocatore ricopre un ruolo preciso, collaborando in tempo reale con i propri compagni, anche a distanza. Buona Ange, buona Ange, buona! A vincere il torneo l'Abruzzo, festa grande e appuntamento alla prossima partita. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi ci occuperemo del Catania, quindi il calcio quello vero, in attesa di come dire, conoscere l'esito di quella che sarà la classifica a 90 minuti dal termine della regular season. A tra poco. Siamo al calcio, subito al Catania che ha già la testa ai play-off. Il servizio. Un occhio alle partite di Potenza e Benevento, un altro già rivolto verso i play-off. Il Catania confida anche nell'aiuto esterno di Latina e Trapani per giocarsi le possibilità di mantenere il quinto posto in classifica e sa che comunque, a prescindere dai risultati di sabato, sarà importante anche l'ultima sfida in casa proprio del Potenza. Dall'altro lato, Mimmo Toscano, sfruttando magari anche il turno di sosta forzato, sta lavorando già per la post-season, soprattutto per recuperare tutti gli elementi in piena forma e velocizzare gioco e ritmi della sua squadra. Un ruolo strategico in questo senso ce l'ha il centrocampo rosso-azzurro, dove ormai c'è piena abbondanza e possibilità di scelta. Così il tecnico ha anche la chance di cambiare in corsa modulo e uomini. Guglielmotti e Ramo da un lato, Lunetta e Anastasio dall'altro rappresentano il naturale turnover senza perdere di qualità. Poi Lunetta ha dimostrato anche di essere adattabile altrove, le 6 reti messe a segno sono un ulteriore plus, quindi crescono le possibilità di intercambiabilità. Soluzioni che potrebbero indurre Toscano anche a cambiare modulo, a passare dalla difesa a 3 a quella a 4, potenziando le fasce e dando maggiore spinta, così che magari possa agevolarsene anche il reparto offensivo. Il telegiornale è finito, a tutti voi grazie per averci seguito, buona serata.